Una banda criminale a conduzione familiare, lui 38 anni, sulle spalle oltre 40 sentenze, lei 33enne, beneficiaria di reddito di cittadinanza, insieme a loro la suocera. I tre, di etnia rom, pluripregiudicati, sono al centro dell'operazione che ha unito la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Padova. Il Tribunale di Venezia, dopo gli accertamenti, ha disposto il sequestro di beni mobili ed immobili del valore di 380.000 euro e il regime di sorveglianza speciale. È una misura questa quindi finalizzata a rintracciare quelli che sono i proventi illeciti, perché come nel caso di specie ma anche in altri casi risultano persone nulla tenenti e attraverso appunto dei prestanome, persone che quindi a loro volta per dissimulare e quindi interrompere e non far risalire ai proventi illeciti si prestano a questa attività, prestanome quindi con l'individuazione di reinvestimenti appunto del provento illecito in beni immobiliari, in campi piuttosto che in beni di valore facilmente fungibili come gioielli o anche monete in oro. Infatti i tre erano proprietari di vari terreni e fabbricati non solo nel Padovano ma anche nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo, in parte intestati a prestanome ma di fatto utilizzati da loro. 3 fabbricati, 5 terreni, un box, una casetta mobile e un'altra abitazione, denaro contante e gioielli. La coppia, insieme alla suocera, era specializzata in truffe e rapine anche violente. Nel 2023 avevano partecipato al furto di una borsa contenente pietre preziose per il valore di quasi 5 milioni di euro ad un rappresentante orafo lungo l'autostrada del Brennero. Il commerciante si era fermato per il foro di uno pneumatico fatto dalla banda che, approfittando della sosta, lo aveva derubato. Per questo erano destinatari di una misura cautelare in carcere. Nella lunga sfilza di reati nel loro curriculum criminale anche l'utilizzo indebito di carte di credito, furto di monete antiche e di valore e il furto di orologi Rolex avvenuti nelle province di Venezia, Padova, Piacenza, Ravenna e Trento. Sono persone che poi si sono specializzate nei reati predatori, quindi non solo le truffe ma anche in alcuni casi rapine o furti di ingente valore, quindi in questo caso siamo riusciti anche a così contestualizzare una parte dei proventi delle attività illecite che quindi vengono quindi colpire anche i patrimoni illecitamente acquisiti che quindi vengono sottratti a chi ha commesso questi tipo di reati, e poi la misura personale della sorveglianza, appunto una maggiore e più capillare attenzione sulle condotte di queste persone.